Incidente sul lavoro in un capannone in costruzione a Zero Branco. 2 operai di 24 e 58 anni cadono da 4 metri dopo che il cesto idraulico sul quale si trovavano si è ribaltato. È morto soffocato dal fumo il 34enne vittima dell'incendio nella casa disabitata di Montebelluna. Non c'erano altre lesioni, ma si continua a indagare sulle cause del rogo. Dopo oltre 8 mesi di chiusura è inaugurato un nuovo ponte Ottavia-Treviso, opera strategica per la viabilità dell'area in vista anche dei prossimi cantieri che interesseranno via Cacciatori, via Benzi. Nella loro auto i carabinieri hanno trovato quasi 1.000 euro di merce rubata in un supermercato di Treviso, 2 i denunciati. Ancora in corso la conta dei danni a Fara di Soligo dopo il maltempo di fine luglio, seconda giornata di interventi dei vigili del fuoco per liberare via Collagù, ma ancora troppi detriti, slitta la riapertura. Nuovi crolli sulla Croda Marcora, San Vito di Cadore. I fenomeni distanti 2 km circa dalla statale non hanno compromesso le strumentazioni fissate dalla provincia per il monitoraggio della frana. Fine vita al Veneto, tra le prime 10 regioni in Italia per richieste di informazioni sui diritti riguardanti eutanasia e suicidio medicalmente assistito. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Cominciamo la cronaca. In primo piano siamo a Zero Branco, un ennesimo infortunio sul lavoro, quello che vi dobbiamo testimoniare. 2 uomini, uno di 24, uno di 58 anni, sono caduti da un cestello di una gru che si sarebbe ribaltato. Un'altra tragedia sfiorata sul luogo di lavoro, stavolta in via Pietrosola a Zero Branco, per un incidente che ha coinvolto 2 operai al lavoro nella ditta Idea Plastica. I 2, miracolosamente non in pericolo di vita, sarebbero caduti da un cestello di una gru da un'altezza di 4 metri mentre stavano lavorando su una cesta idraulica che si sarebbe rovesciata. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del SUEM 118 che ha prestato soccorso ai 2 lavoratori, un uomo di 58 anni residente a Zero Branco e un ragazzo di 24 anni residente a Trevignano. Al lavoro anche i tecnici dello Spisal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Entrambi i feriti sono stati subito ricoverati all'ospedale Cafoncello. È impressionante come purtroppo negli ultimi tempi si stiano susseguendo queste tragedie. Per fortuna appunto nessuno dei 2 è in pericolo di vita e la speranza adesso di tutti quanti, tutta la comunità, è che si possano riprendersi al meglio il prima possibile. Però questo pone senz'altro un accento su quanta attenzione serva negli ambienti di lavoro, anche quando le persone magari sono comunque esperte, perché non si trattava almeno in uno dei 2 casi di un ragazzino, ma anzi di una persona esperta, quindi qualcuno che conosceva bene il lavoro, conosceva bene anche i rischi e i pericoli collegati. Ma questo ci deve far pensare che non si deve mai abbassare la guardia, neanche quando si fanno operazioni magari semplici o conosciute. Dinamica ancora al vaglio degli inquirenti, ma il sindaco si sofferma su un punto cruciale. Soprattutto che si riesca a capire la dinamica per evitare che in futuro questo possa risuccedere non solo a loro ma in generale. Come dire, colpisce ancora di più il fatto che di fronte a un accentuarsi dell'utilizzo della tecnologia anche nelle operazioni, nel caso specifico dell'edilizia, ci siano ancora però delle mancanze che compromettono e mettono a rischio la vita delle persone che vanno a lavorare per potersi guadagnare il pane, insomma. Edilizia ancora una volta sotto accusa nel Veneto, quindi, ma la ditta di Zero Branco è conosciuta e solida e finora non c'erano mai stati problemi. Questa è un'azienda che si è insediata qui recentemente, ma è un'azienda seria che ha varie sedi anche in Italia e con la quale noi abbiamo un rapporto ottimo e diretto, ma un'azienda, come dicevo prima, assolutamente seria e attenta a tutto. Amaro anche il commento dei sindacati. Il segretario generale della UIL Veneto, Roberto Toigo, ha affermato che il grave incidente che si è verificato rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme che non può e non deve essere ignorato. Abbiamo chiesto a gran voce che proprio a partire dal settore dell'edilizia si investa in tecnologie e dotazioni che permettano di prevenire e impedire le cadute, ma più in generale, continua, occorre un ripensamento collettivo. La conta dei morti sul lavoro in Veneto, non ultimi 2 operai egiziani morti a Santa Maria di Sala, è diventata drammatica. Torniamo alla tragedia di Montebelluna. Oggi si è svolta l'autopsia sul corpo di Nicolò Martini.
Soffocato dal fumo, questa è la causa della morte di Nicolò Martini, il 34enne trovato senza vita nella casa di via Colmoschina a Montebelluna. L'autopsia sul corpo dell'uomo ha riscontrato polmoni pieni di fumo, non sarebbero state rilevate altre lesioni ed ora si attendono gli esiti degli accertamenti eseguiti dai vigili del fuoco. Nulla ancora viene escluso, nemmeno l'atto doloso. Nella casa sarebbero state trovate delle lampade ad olio ed un fornello al cherosene. Questo, ma il condizionale d'obbligo, potrebbe aver scatenato il violento incendio. Le indagini degli investigatori sono volte a verificare se all'interno della casa e soprattutto al primo piano, dove si è innescato il rogo, fossero presenti degli acceleranti come alcol o benzina, ovvero sostanze in grado di far propagare le fiamme più rapidamente. Fra l'altro l'abitazione era priva di energia elettrica e non c'erano né divani né tende, oggetti che per la loro composizione avrebbero potuto facilitare l'innesco del rogo. Nulla di nulla, un giallo che si spera possa essere chiarito quanto prima. La relazione dei vigili del fuoco potrebbe essere depositata nei prossimi giorni, solo allora si potrà capire, almeno in parte, cosa sia accaduto quel giorno quando i residenti hanno visto il fuoco fuoriuscire dalle finestre. Nicolò Martini è stato trovato privo di vita a secondo piano in una camera da letto a terra. In quella casa era entrato abusivamente. Da quanto tempo abitasse lì nessuno lo sa. Alcuni cittadini dicono di averlo notato in zona nell'ultimo mese e mezzo. Era tornato nella città che conosceva bene, dove aveva vissuto in precedenza, dove aveva coltivato la sua passione per la musica suonando alla batteria con una band. A Montebelluna aveva trascorso momenti felici, trovato gli amici veri, poi la sua vita era cambiata, difficoltà personali ed economiche, senza una casa, con lavori santuari, fino alla decisione di entrare nella casa di via Colmoschin, dove ha trovato la morte. Ci spostiamo a Treviso perché dopo quasi un anno, circa 8 mesi, infatti è stato inaugurato oggi il nuovo Ponte Ottavi. Prima il taglio del nastro sulla carreggiata, poi l'apertura dall'acqua con il passaggio delle canoe lungo il Sile. Inaugurato il nuovo Ponte Ottavi che collega con il centro storico di Treviso i quartieri di Santa Maria del Sile, Canizzano, Sant'Angelo e San Giuseppe e da qui alla tangenziale. Un progetto del valore di 2 milioni di euro cofinanziati da Regione Veneto 1 milione, Comune di Treviso e RFI 500.000 euro ciascuno. Oltre 8 mesi di lavori che hanno creato non pochi disagi alla cittadinanza, ma lavori indispensabili per sostituire il vecchio ponte largo neanche 6 metri e con criticità sismiche e senza marciapiedi. Uno snodo cruciale per i prossimi lavori che interesseranno questo quadrante della città. Fra poco ci saranno dei notevoli lavori sulla realizzazione del sottopasso di Viale dei Cacciatori e poi il sottopasso ciclopedonale di Via Benzi, quindi avremo 3 anni e mezzo di lavori che inibiranno una alla volta con le 2 strade e quindi dovevamo avere un ponte Ottavi nuovo, carrabile e soprattutto con una pista ciclopedonale protetta della larghezza di 2 metri. Il nuovo ponte è a campata unica, in acciaio Corten lungo 31 metri e largo 14 con 2 corsie di 3 metri in ciascun senso di marcia e 2 piste ciclabili a sbalzo. Realizzata anche la predisposizione per la rete fognaria e le condotte dell'acquedotto e del gas, un'infrastruttura moderna che rende anche più godibile la navigazione del Sile. C'è un doppio ponte che si vive sopra passando in macchina, a piedi, in bicicletta e sotto passando con le canoe, questo per far capire quanto era strategico questo nodo e ovviamente anche quanti disagi il rifacimento ha provocato. Però ripeto, il mio ringraziamento va anche a quei cittadini che per esempio hanno messo a disposizione delle porzioni di giardini che attraverso gli espropri condivisi hanno consentito di realizzare quest'opera più larga, più grande, più sicura, più accogliente e quindi è stato davvero un ponte comunitario dove ognuno ha messo la sua parte, noi ce l'abbiamo messa tutta, la Regione ha messo un contributo importante così come RFI e l'insieme di tutte queste cose porta a quest'opera. E questa inaugurazione è stata anche un'occasione per fare il punto sulle altre grandi opere viarie che interessano la Marca.
Il Terraglio Est, insomma, nei prossimi mesi inizieranno i lavori. Per quanto riguarda la via del mare, la parte tecnica sta definendo il progetto definitivo con l'acquisizione di tutte le osservazioni che sono state fatte e che sono state sostanzialmente accettate. Nel momento in cui si avrà il valore finale dell'importo, il concessionario, colui a cui è stata aggiudicato la concessione, dovrà dire se l'opera è bancabile oppure no. L'inaugurazione del Ponte Ottavi è stata anche l'occasione per fare il punto con l'assessore regionale ai lavori pubblici Elisa De Berti sulle altre infrastrutture viarie che interessano la Marca. Se per il Terraglio Est l'iter è completato e nei prossimi mesi partiranno i lavori per la via del mare, la superstrada a pagamento che dovrebbe collegare la A4 a Jesolo sul tracciato della Treviso Mare, dovrà essere il concessionario a valutare se a livello di risorse l'opera potrà essere realizzata. Il ricorso al TAR presentato dai comuni di Roncade, Monastier, Silea, Meulo e Fossalta di Piave è stato giudicato inammissibile. Il rapporto con il territorio credo che si sia svolto nella trasparenza più assoluta, proprio perché ho gestito a livello anche di confronto col territorio la realizzazione del progetto definitivo, non abbiamo chiuso la porta a nessuno, abbiamo fatto più di 100 incontri, tutti coloro che hanno voluto dire la loro l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto 2 incontri pubblici dove non ci siamo sottratti né io né l'assessore Calzavara che era con me alle critiche, anche un po' strumentali e politicizzate, se proprio vogliamo dirlo. È un'infrastruttura che sicuramente è utile. Quello che è importante, che oggi è certo, è che la bretella di Cortellazzo, con gli stanziamento della Regione di 50 milioni dalla rotonda della Frova fino a Cortellazzo, verrà realizzata. Veneto Strade sta facendo il progetto e poi la realizzerà. Per quanto riguarda il quarto lotto della tangenziale che collegherà Postumia a Feltrina, è stata aggiudicata la progettazione. E poi una volta che si avrà l'importo, il ministro Salvini mi sembra che si sia già impegnato a Treviso per finanziare l'opera, quindi insomma non credo che ci saranno problemi. Parliamo ancora di viabilità, il grande esodo estivo è la settimana clou di partenze, ancora bollino nero per il traffico in autostrada A4. Fine settimana di grande esodo estivo che si apre però con una buona notizia. Da questa mattina è stato sospeso il cantiere di riqualificazione dello spartitraffico centrale nel tratto tra Redipuglia e l'Isert della A4, una decisione già preannunciata da Autostrade Alto Adriatico e che trova quindi conferma in queste ore con questa azione che consentirà ai veicoli in transito di continuare a circolare sulle 2 corsie di marcia, ma a larghezza normale, non da cantiere, e con la presenza della corsia di emergenza. I lavori verranno ripresi tra circa un mese al termine della stagione di esodo e controesodo. Per domani, sabato 9 agosto, è previsto un volume di traffico di circa 190.000 mezzi con bollino nero sulla A4 in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio, con probabili rallentamenti nel tratto a 2 corsie tra San Donà di Piave e Porto Gruaro, agli svincoli in direzione mare e in uscita alla barriera di Trieste l'Isert. In particolare è previsto il transito complessivamente di circa 45.000 veicoli in uscita all'Isert, Redipuglia e Villesse. Domenica 10 agosto, giornata da bollino rosso, sempre in A4 e sempre in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio. Nel frattempo c'è da registrare che anche il primo fine settimana di agosto, il 2 e il 3, è andato in archivio nonostante il maltempo, con traffico da record, più 3% rispetto al sabato omologo di un anno fa, ovvero 193.000 transiti, e più 11% nel corso della domenica, ovvero 181.000 transiti. Si conferma quella che è un'estate da record, visto che a giugno si è avuto un più 8% rispetto a giugno di un anno fa e a luglio più 4%. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 16 alle 22 di oggi, dalle 8 alle 22 di domani e dalle 7 alle 22 di domenica. Torniamo alla cronaca, fiamme questa mattina nel comune di Viane in via San Pietro, a fuoco un ricovero attrezzi, l'intervento dei vigili del fuoco. Questa mattina intorno alle 8:30 le squadre provenienti da Vittorio Veneto e Montebelluna hanno provveduto a estinguere l'incendio reso complicato dalle varietà di attrezzature presenti all'interno del ricovero. Dentro c'erano anche 2 bombole GPL che hanno rischiato di esplodere. E ancora la cronaca ci porta a Oderzo, città nel mirino dei ladri, in via Casoni, in pieno centro abitato. I malviventi sono stati messi in fuga dall'arrivo della proprietaria di casa.
Hanno forzato un vetro antisfondamento ripetutamente finché questo si è infranto. Tanto è bastato per riuscire a aprire la porta da dentro e accedere così al pian terreno di una villetta in via Casoni nel quartiere Parise, a 2 passi dal centro di Oderzo. L'indomani dal furto, la proprietaria dell'abitazione è ancora sotto shock. Solo pochi istanti l'hanno infatti divisa da un incontro faccia a faccia con i malviventi. La signora aveva lasciato la casa temporaneamente. I ladri, forse pensando fosse partita per le vacanze, di avere molto tempo a disposizione, hanno agito con calma. Al suo rientro intorno alle 22 è stato sufficiente il tempo di accendere la luce in casa e loro si sono dati alla fuga. Le villette attorno sono per lo più vuote, dato il periodo di vacanza, e tra i residenti c'è chi nota la necessità di creare gruppi di controllo di vicinato attivi e costruire una comunità più coesa, conoscersi e scambiarsi favori, come sorvegliare le case altrui nei momenti in cui si è assenti dalla propria. Ma in via Casoni è la frustrazione a prevalere, convinti che i furti, se davvero non si intende intervenire sulla legislazione assicurando la certezza della pena per chi commette reati, non smetteranno di accadere. Intanto nella villetta l'arrivo della proprietaria ha impedito che i ladri potessero portare via oggetti di valore, ma l'allerta a Oderzo resta alta. Sono stati denunciati per furto 2 uomini che nella macchina avevano nascosto diversa merce rubata ad un supermercato di Treviso. Sono stati fermati per un controllo lungo via Ghirada a Treviso. I carabinieri hanno notato un fare sospetto da parte dei 2 uomini ed hanno deciso di sottoporli ad un accertamento più approfondito. All'interno del veicolo i militari dell'Arma hanno trovato 19 confezioni di crema, 22 sticche di burro cacao, 22 confezioni di disinfettante, 4 di olio per capelli, 5 balsami, 14 spray istantaneo per capelli, 23 confezioni di pasta adesiva per dentiera, per un valore commerciale di circa 900 euro. Si tratta di merce che era stata rubata poco prima dal supermercato Conad collocato nelle vicinanze. I 2 cittadini di 32 e 28 anni con precedenti di polizia sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato. La merce è stata restituita al legittimo proprietario. Il punto sul maltempo. A Farra di Soligo ancora in corso la conta dei danni dopo l'alluvione di fine luglio. La seconda giornata oggi, quella degli interventi dei vigili del fuoco per liberare la via Collagù, e il sindaco dice ormai la riapertura prevista per la prossima settimana della via dovrà slittare. Seconda giornata di sopralluoghi per i vigili del fuoco sul Collagù a Farra di Soligo, voluti dal sindaco Mattia Perencin, che con la polizia locale e la protezione civile sta coordinando i lavori di messa in sicurezza della strada che porta in cima alla collina dopo la frana e la caduta di molti alberi per il maltempo di fine luglio. Questa è stata una frana che a seguito appunto degli eventi del maltempo del 24 di luglio, e quindi stiamo ancora intervenendo per sistemare alcuni tratti della viabilità comunale. La strada di via Collagù rimane comunque chiusa perché appunto le operazioni sono ancora in corso e sono anche molto impegnative. Lavoro senza sosta, quello dei vigili del fuoco, che si stanno impegnando a liberare la via nel più breve tempo possibile, ma la situazione sul Collagù è peggiore di quanto ci si aspettasse e si dovrà attendere per la sua riapertura e il ripristino conseguente della viabilità. Nel territorio comunale è ancora in corso la conta dei danni, sia al patrimonio pubblico che al patrimonio privato. Contiamo comunque una ventina di frane e una serie di strade di viabilità parzialmente interrotte, quindi interventi sicuramente importanti che dovranno essere fatti nei prossimi mesi. Interventi a cui un comune da solo non riesce a far fronte, motivo per cui il sindaco chiede ancora una volta l'intervento delle istituzioni. Auspico che ci sia un intervento anche da parte della regione o dei vari enti, perché da soli non ce la facciamo. L'evento che ha colpito il nostro comune sia il 7 e l'8 luglio ma anche l'alluvione del 24 sono stati molto importanti, ci hanno messo veramente in difficoltà. Parliamo di fine vita. Il Veneto tra le prime 10 regioni in Italia per richieste di informazioni sui diritti riguardanti l'eutanasia e il suicidio medicalmente assistito.
26 contatti ogni 100.000 abitanti negli ultimi 12 mesi, 16.000 richieste aumentate del 14% rispetto all'anno scorso. Il Veneto è tra le prime regioni in Italia per richiesta di informazioni sui diritti del fine vita. I dati arrivano dal numero bianco dell'associazione Luca Coscioni, servizio gratuito utile a fornire tutti i dettagli e l'orientamento su eutanasia, suicidio medicalmente assistito, testamento biologico, interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda. Le richieste hanno riguardato soprattutto l'eutanasia e il suicidio medicalmente assistito, circa 5 al giorno, ma anche l'interruzione delle terapie e la sedazione palliativa profonda, più di una al giorno. Inoltre, circa 600 persone, per la maggior parte donne, hanno ricevuto informazioni pratiche per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita in Italia o in Svizzera. Con questi numeri, la regione si posiziona tra le prime 10 per numero di contatti pro capite. Così dunque sul fine vita noi apriamo invece la pagina politica. È aperta la partita del centro-sinistra. Oggi ospite del nostro direttore a Focus TG il candidato presidente per il centro-sinistra Giovanni Manildo, che non fa sconti al centrodestra e chiede immediatamente la data delle elezioni. Sapere la data delle elezioni, questo senz'altro, penso che anche tutti i cittadini siano curiosi di sapere. A un mese dall'ufficializzazione della sua candidatura a presidente della regione, la campagna elettorale di Giovanni Manildo entra nel vivo forte del fatto che dal centrodestra non è stato ancora fatto il nome dell'avversario politico, né tantomeno si è scelta una data per le elezioni, fatto quest'ultimo che sta cominciando a pesare anche nelle ali della maggioranza. È affascinante perché dopo 30 anni di amministrazione del centrodestra si apre una nuova pagina. Il no al terzo mandato di Luca Zaia cambia, anche il centrodestra deve voltare pagina, quindi è un momento fondativo, una campagna elettorale fondativa. Il centrodestra è fermo, non si era preparato alla successione del dopo Zaia, la sta vivendo come una successione di responsabilità e anche oggettivamente di potere. Noi la stiamo vivendo invece come costruzione di un percorso. Di inizio entusiasmante, infatti, parla il candidato alla presidenza della regione per il centro-sinistra, un'opportunità e un'alternativa dopo decenni di governo di centrodestra. Priorità, l'unità politica, investimento sui giovani e la difesa della sanità pubblica. Sta crescendo sempre di più questa ondata di persone, portatori di interessi che ci credono, mi dicono: Giovanni, dai, questa volta la sfida è aperta, sicuramente è difficile, ma tutte le cose difficili sono affascinanti. La coalizione di centrosinistra questa volta ha fatto le cose per tempo, con un linguaggio comune, sono il candidato di tutti e questa cosa mi onora. È un'estate di sondaggi sulle preferenze dei cittadini sui possibili candidati per il centrodestra, ma secondo Manildo a pesare e molto è l'eredità del dopo Zaia. Luca Zaia era oltre la Lega, cioè Luca Zaia era Luca Zaia e si è dimostrato anche che Luca Zaia era capace con la sua personalità di intercettare anche mondi magari anche vicini al centro-sinistra. Si volta pagina, quindi è una campagna elettorale fondativa dove bisogna misurarsi sui progetti, sulle cose concrete. Si incomincia con un foglio bianco e questa è la parte entusiasmante, la parte che mi ha fatto accettare questa sfida. Intanto domani mattina a Noventa Padovana il direttivo regionale della Lega per affrontare il tema delle autocandidature e il Carroccio con Fratelli d'Italia continuano a rilanciare le loro velleità sulla corsa a Palazzo Balbi. Ad oggi mi sembra un'ipotesi giornalistica, quindi eviterei di commentarla. Taglia corto con uno dei suoi proverbiali no comment il governatore sull'ipotesi circolata in queste ore che sul simbolo della Lega alle regionali il nome di Salvini possa essere sostituito proprio con il suo, arma tattica per trainare voti senza per forza avere la lista Zaia, che è tanto dibattito acceso dentro il Carroccio. Chissà se si parlerà anche di questo nel direttivo regionale del partito nelle prossime ore a Noventa Padovana. Il primo vertice per parlare delle 150 autocandidature dei consiglieri e soprattutto il primo da rientro di Alberto Stefani a Roma, dove il segretario, prima di lasciare la capitale, ha postato la foto della colazione con torta nell'Istituto delle Religiose, dove abitualmente pernotta mentre si trova in città. Di social in social, se Stefani scrive un ironico pace e bene a tutti, il suo omologo di Fratelli d'Italia Luca De Carlo rilancia con l'immagine rilassata in piscina nel giorno di pausa per il suo compleanno. Relax scrive nonostante la presenza del coccodrillo, un coccodrillo di color verde lega. Relax prima di rituffarsi nella mischia regionali dove i meloniani restano aggrappati al sogno del candidato presidente.
Abbiamo avuto un coordinamento provinciale proprio questa settimana e tutti gli amministratori locali, dirigenti, militanti si augurano che il candidato possa essere di Fratelli d'Italia, perché ce lo meritiamo. Il mantra di Fratelli d'Italia è chiaro da mesi e si basa sul 37% raccolte alle europee e sul 32% alle politiche. Prendiamo questi due dati, io le dico che il candidato dovrebbe essere di Fratelli d'Italia e quindi questi sono i dati reali. Se poi, come dire, dobbiamo invece guardare la realtà dei fatti e bisogna avere rispetto per tutti gli alleati, perché noi siamo stati un partito piccolino e sapete non abbiamo avuto tanto rispetto in generale da tutti, no? Invece adesso che noi siamo il primo partito d'Italia e governiamo il paese e guidiamo la coalizione, dobbiamo essere soprattutto collante di centrodestra e quindi prenderci oneri e onori e cercare di tenere unita la coalizione. Se serve fare dei passi indietro perché tutta la coalizione faccia dei passi avanti, noi ci siamo, perché abbiamo una responsabilità maggiore rispetto a tutti gli altri. Insomma, è come se Fratelli d'Italia mettesse le mani avanti, subodorando quello che si vocifera da tempo, che il Veneto vada alla Lega anche a costo di lasciare la Lombardia a Fratelli d'Italia. Tutto questo però in attesa ancora una volta che il tavolo nazionale del centrodestra batta un colpo, ma il messaggio va prima indirettamente proprio a Zaia, decidere una buona volta la data delle elezioni. Non è che noi siamo lì che aspettiamo tutto il giorno, ma quale sarà il candidato, quale sarà la data? Solitamente prima arriva la data e dopo il candidato. Torniamo a Oderzo perché nei giorni scorsi era comparso un cartello con la scritta "Cercasi cameriera carina" per la prossima apertura di un bar in centro. Siamo andati a sentire insomma cosa ne pensa la gente dato le polemiche che questo cartello ha suscitato. Tra chi bolla l'annuncio come sessista e chi sminuisce la cosa, si divide la gente ad Oderzo sul cartello "Cercasi cameriera carina", comparso qualche giorno fa sulla porta di un garage, apposto da un titolare che è prossimo all'apertura di un nuovo esercizio commerciale in città. Direi che ci sono problemi più importanti di un cartello con scritto "Cercasi ragazza carina", voglio dire. Poi se uno sta lì a pensare alla parola carino, dice no, femministi, eccetera. No, sono cose più importanti, quindi a me non avrei neanche fatto caso io a un cartello del genere, sinceramente. Per me è assolutamente un annuncio sessista, in quanto si sta delimitando già un campo di persone che possono accedere a questo tipo di servizio. Non credo che la capacità di una persona debba basarsi sull'aspetto fisico, e così facendo si sta solo alimentando un sistema patriarcale. C'è ancora molto da lavorare in questa società? Tantissimo, soprattutto qui in Italia, nel Triveneto anche, mi viene da dire. Sì, purtroppo c'è tanto lavoro da fare ancora. Penso che sia un cartello abbastanza, per i tempi moderni, una cosa piuttosto becera, non so neanche come dire. Per un ragazzo non si vede mai scritto "Cercasi ragazzo carino". No, in effetti no, quindi è solamente verso un senso, e quindi questa cosa ancora di più fa pensare. Penso che il titolare di questa azienda dovrebbe rivedersi e magari farsi un esame di coscienza per quello che ha scritto e quello che sta cercando. Lei risponderebbe mai ad un annuncio dove dicono "Cercasi un maschio carino"? Ma sinceramente no. E anche tra titolari e lavoratori degli stessi esercizi commerciali le opinioni sono divise. Magari non si scrive, però è una cosa che è risaputa la bella presenza, quindi ha fatto scalpore e niente. Tu avresti mai risposto a un annuncio del genere? No, io sinceramente no. Lei ha mai messo un cartello del genere per attrarre personale? No, del genere no. È assolutamente non etico, però definirlo sessista no, semplicemente è la scelta di un imprenditore di avere determinate, quelli sono i criteri che ha esposto e quindi quella è la conseguenza. E poi invece c'è anche chi chiude la questione definitivamente. Penso che sia da dargli tanto peso, sa. Sì, no, sono sciocchezze. Sciocchezze o no, noi intanto andiamo a vedere che tempo farà per il fine settimana con il nostro Giancarlo Ianicelli. Un robusto anticiclone atlantico
si estende sempre con più intensità su tutte le nostre zone. Questo vuol dire tempo stabile per fine settimana, ma probabilmente fino a dopo Ferragosto, quindi con tempo soleggiato, complice poi un anticiclone in quota di origine africana, farà sì che avremo anche un'ulteriore ondata di calore con temperature che raggiungeranno anche 35-36 gradi nel corso della settimana. Quindi cielo sereno, ripeto, sabato e domenica, con attività cumuliforme moderata durante il pomeriggio, più intensa sui rilievi dove ne è escluso qualche piccolo temporale. Non così intenso. I venti saranno deboli di direzione variabile, le temperature dicevamo minime 22-23 gradi, ma già da domani e soprattutto da domenica si raggiungeranno i 34-35 gradi, forse anche i 36 gradi, poi tenderanno a calare ma mantenendosi alte nel corso della prossima settimana. L'Alto Adriatico è previsto poco mosso o quasi calmo. È tutto. Andiamo a Cimadolmo perché c'è un evento in programma domani sera 9 agosto, Musica per il Sociale, è arrivato alla sua 10ª edizione, l'evento organizzato dal Comune e dalla Proloco di Cimadolmo che per questo compleanno ha deciso di fare le cose in grande, una serata dedicata alla musica che con il patrocinio della Regione porterà in piazza l'Orchestra Filarmonia Veneta e il Coro Filarmonico, il tenore Francesco Grollo, un concerto organizzato soprattutto per sensibilizzare la comunità, essendo dedicato ai ragazzi aventi handicap e la possibilità di poter assistere a un grande concerto in assenza di barriere architettoniche. L'ingresso è gratuito, l'organizzazione fa sapere che in caso di maltempo l'evento sarà spostato all'interno del nuovo polivalente. Siamo alle notizie dal Bellunese. Nuovi crolli sulla Croda Marcora, San Vito di Cadore. I fenomeni distanti 2 chilometri circa dalla statale non hanno compromesso le strumentazioni fissate dalla provincia per il monitoraggio della frana. Il frastuono, poi la nube di polvere. In 2 successivi momenti nelle scorse ore Croda Marcora ha restituito chiaro il segnale di instabilità delle sue pareti sollecitate dal brusco rialzo delle temperature che nei prossimi giorni potrebbero portare di nuovo lo zero termico a sfiorare i 5.000 metri di quota per poi scendere in picchiata durante la notte. Le immagini dei crolli riprese con i telefonini hanno fatto presto il giro del web, il tam tam dei commenti, rassegnati quelli di chi vive in Cadore, preoccupati quelli di chi non vive in montagna e non capisce il freddo, per dirla con un noto detto popolare. Tuttavia un brivido lungo la schiena ha attraversato istituzioni e tecnici impegnati da oltre 1 mese e mezzo sul fronte dell'emergenza, che ha alternato lunghe chiusure totali della Lemagna all'altezza di Dogana Vecchia in comune di San Vito di Cadore a aperture parziali. Questi crolli non hanno interferito minimamente con tutto il nostro sistema di monitoraggio. Ho sentito i nostri tecnici, hanno detto che il sistema è ancora completamente operativo e quindi questa è una buona notizia. Dunque, nonostante i nuovi crolli, la statale di Alemagna già dalle prossime ore sarà riaperta totalmente al traffico, anche grazie al sistema di monitoraggio e allarme installato dalla provincia, che mutua in toto quanto già avviene sempre lungo la 51, ma in territorio trevigiano, in località Fadalto. Tutto funziona nel migliore dei modi perché c'è la connessione con la sala operativa, i pendoli hanno dato risposte positive, quindi l'utenza che passerà lungo questa strada potrà passare in modo sicuro, perché in caso di movimento della colata il traffico viene fermato attraverso il semaforo che c'è sotto. Resta comunque alta l'attenzione per i nuovi crolli che alimentano il canalone dal quale sono partite le rovinose colate. Ci sono stati questi nuovi crolli dovuti sicuramente a un assestamento dei crolli delle settimane scorse e anche dei giorni scorsi. Il vero problema è l'accumulo che si va a creare al di sotto appunto della Croda con questo materiale che si accumula e che potrebbe mettersi in movimento nel caso ci fossero forti piogge. A valle, in queste settimane, ANAS ha eseguito i lavori importanti a ridosso della strada che dovrebbero mitigare il rischio. La cronaca, indagini in corso da parte della squadra mobile di Belluno sul caso della rissa di mercoledì sera scorso in una pizzeria a Sedico.
Sono avvolte dalla riservatezza le indagini della squadra mobile di Belluno che sta indagando sulla violenta rissa di mercoledì scorso alla pizzeria da Gigino a Sedico, le 20 circa, locale stracolmo di persone. Tra loro a un tavolo sono seduti 3 operai italiani che ordinano la cena al termine di una giornata di lavoro. Sono clienti abituali da qualche settimana, ci dicono in pizzeria, e mercoledì il gruppetto è arrivato come d'uso. Solo che ad un certo punto, fra il vociare dei tavoli, quello dei 3 si è fatto più pesante. Sarebbero volate parole forti, qualche spintone, forse pugni. Una scena che ha spaventato i clienti tra la sorpresa e la paura. I titolari del locale, che si trova in via Traversa a Gordina, hanno provato invano a rasserenare il clima e alla fine la decisione più ragionevole è stata quella di chiamare le forze dell'ordine. In men che non si dica, da Gigino è arrivata una pattuglia della volante della questura. Gli agenti sono riusciti a far placare gli animi, ma a quel punto il danno per i 3 era già stato fatto. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze necessarie a mettere in fila i fatti segnalati alla Procura della Repubblica di Belluno. Le ipotesi di reato non sarebbero ancora state formulate, ma quasi sicuramente il fascicolo sarà aperto per rissa e lesioni. Sui social la notizia si è diffusa, ma i post avrebbero offerto una fotografia distorta rispetto all'accaduto e per questo motivo dalla pagina seguitissima di Sedico fatto e commenti sono stati oscurati. Il soccorso alpino di Feltre nel pomeriggio ha recuperato un pilota di parapendio rimasto sospeso a 18 metri dal suolo con la sua vela dopo averne perso il controllo 400 metri sotto il decollo sud del Monte Avena. Scattato l'allarme verso le 2:30 del pomeriggio, non è stato semplice per i soccorritori farsi strada tra la fitta vegetazione per raggiungere la pianta dove si trovava il 41enne polacco. I 6 volontari hanno provveduto a calare a terra l'uomo, che non ha fortunatamente riportato conseguenze dopo aver risalito il tronco con tecniche di tree climbing, letteralmente di arrampicata sull'albero, recuperando anche la vela. Il caso Blue Tongue nel Bellunese, è arrivata la campagna vaccinale per ovini e yak. Per il serotipo 8 esiste comunque un vaccino specifico e già da alcuni giorni gli allevatori e anche noi come ASL ci siamo attivati per cominciare ad avere una certa dotazione di dosi e quindi poter iniziare la vaccinazione. La conferma del sierotipo che ha colpito ovini e yak fra l'Alpago e Cibiana di Cadore è arrivata dal laboratorio incaricato di Teramo e ha consentito ai servizi veterinari dell'Ulse Dolomiti di correre subito ai ripari. I numeri della malattia di origine virale Blue Tongue, lingua blu, che colpisce prevalentemente i ruminanti e tra quelli domestici, ovini, caprini e bovini, sono importanti. 14 focolai, 12 riguardano gli ovini di razza alpagota vicino all'estensione per questo presidio slow food e 2 gli allevamenti di yak. L'unica strategia efficace per proteggere gli animali è la vaccinazione. L'ULS 1 ha ordinato 650 dosi di vaccino e gli allevatori si stanno attrezzando per la somministrazione ai quasi 4.000 capi di ovi caprini agli yak, che sono circa una novantina. Scoppiata in Friuli a inizio luglio, il virus della Blue Tongue circola in Italia con vari sierotipi ed è considerata una malattia endemica trasmessa quasi esclusivamente dalla puntura di insetti vettori, ma, ed è importante sottolinearlo, non è una zoonosi e non si trasmette all'uomo nemmeno per via alimentare. La lingua blu o febbre catarrale degli ovini è una malattia che colpisce esclusivamente i ruminanti, non viene trasmessa all'uomo né per il contatto con gli ovini né per l'ingestione della loro carne o dei loro prodotti. Gli stessi moscerini che sono i vettori di questa malattia anche sull'uomo, anche se fossero a contatto con l'uomo, non possono creare danni nell'organismo umano. Tra le misure preventive è stata disposta una zona di restrizione della movimentazione dei capi, mentre l'invito a vaccinare con il sierotipo 8 è esteso a tutti. Noi consigliamo a tutti gli allevatori di ovini di attivarsi con il proprio veterinario aziendale per poter reperire al più presto il vaccino, tenendo conto che purtroppo siamo vicini a Ferragosto e quindi molti magazzini hanno già chiuso i battenti. Si chiude così il telegiornale di Treviso, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata, come sempre dopo la sigla, le previsioni del tempo, ancora arrivederci, buona serata a tutti.
Ciao.